Tu pesce spada grossi ne hai presi? Sì, sì. Veramente il periodo migliore per prenderli è ottobre. Ora volevamo provare andare a Ciarnie, perché il merluzzo ancora l'acqua è calda e se ne prendono pochi. Perché il pesce, il merluzzo stesso, è un pesce più richiesto. Primo che non ha spine, quindi per i bambini cercano tutti questo pesce. Poi per gli anziani è un pesce che puoi fare a brodo, fritto, a forno, in tutte le maniere. Diciamo che la pesca del merluzzo potrebbe funzionare quasi tutto l'anno. Solo che ci sono periodi come luglio e agosto che le acque sono così calde che i merluzzi sono molto di meno. Ci sono sempre, ma non sono, diciamo, in grande numero. Magari si deve calcolare che ne deve prendere 20 kg, 30 kg. Poi, sempre in quelle acquate che sono acque profonde, il materiale, diciamo, si rovina in quelle acque, quindi ogni 6 mesi è sicuro che devi andare a rifare tutte le reti nuove. Però in quelle acque lì si prende più pescoso, perché oltre ai merluzzi non è che ci sono solo i merluzzi in quelle profondità, ci sono le pescatrici, ci sono le faggiane, e è più facile pescare in quelle zone di mare, perché le acque sono più fresche. Di più terra si va, più le acque sono calde e ci sono altre tipologie di pesce poi.